Un saluto a tutti, siamo all'inizio dell'anno pastorale e la Chiesa chiavarese si ritrova al villaggio del Ragazzo per il consueto momento dedicato al convegno diocesano aperto dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini e che quest'anno vede la presenza della biblista Rosanna Virgili, che tratta il tema per leggere il nostro tempo, dunque riflettere sul Vangelo per leggere la realtà di oggi attraverso l'ascolto del Vangelo di Matteo e lo fa attraverso l'utilizzo e la riflessione di 5 parole che ascolteremo. In particolar modo Rosanna Virgili vive a Roma, è sposata e ha 3 figli, è già stata nella nostra diocesi invitata dalle singole comunità, ma è la prima volta che dedica questo momento di riflessione così importante per la Chiesa chiavarese appunto al convegno diocesano. Allora ascoltiamo innanzitutto le parole di apertura del Vescovo e poi la riflessione di Rosanna Virgili e poi ci ritroviamo ancora qui. Buonasera a tutti, è una gioia ritrovarci insieme per iniziare il cammino della diocesi, è un segno di unità sicuramente trovarci questa sera, come altri anni, ma non è mai scontato poter dire iniziamo insieme. Ecco, iniziamo insieme e il titolo ci propone di leggere il nostro tempo, ma non è una lettura semplice, potremmo dire, no? Diremmo che il nostro tempo oggi è complesso, forse spesso anche nelle nostre comunità ci scoraggiamo, però il sottotitolo ci invita a dare subito chiarezza alla nostra lettura, in ascolto del Vangelo di Matteo, per cui sarà l'ascolto della parola del Signore a illuminare il nostro cammino. Subito chiedo al nostro Vescovo di salutarci e di introdurci a questa serata insieme. Anch'io vi saluto con grande affetto e vi ringrazio di essere intervenuti a questo momento che è significativo, molto significativo per la vita della nostra diocesi. Noi ci troviamo qui all'inizio di ogni anno non per una parata, ma con la volontà di cominciare insieme il cammino di un nuovo anno pastorale. Cominciarlo insieme vuol dire esprimere la comunione, l'unità che ci lega, sapere che tutti camminiamo in una direzione e vogliamo così poi continuare il nostro percorso nelle nostre comunità parrocchiali o di gruppo, di movimenti, di associazioni. È importante partire insieme, riguardarci in faccia, esprimere l'uni agli altri la nostra fraternità. È quello che abbiamo desiderato costruire. Vorrei anche sottolineare che in questo modo noi desideriamo attuare quelle linee pastorali che ci siamo dati e che non vanno messe da una parte, ma vanno attuate. Spero che ce le ricordiamo. In particolare la scelta anche di quest'anno è stata proprio quella di ritornare sulla parola di Dio. Ricordate, uno dei punti fondamentali è la formazione e la nostra formazione vuole partire dall'ascolto della parola di Dio, dalla conoscenza della parola di Dio, ma una conoscenza viva, nella convinzione che la parola di Dio non è una parola antica, è una parola sempre nuova, sempre viva. La lettera agli Ebrei dice che viva è la parola di Dio, è talmente efficace da separare l'anima dallo spirito. Il profeta Isaia nel capitolo 55 dice che come la pioggia e la neve scendono dal cielo, così
la mia parola ritornerà a me dopo aver dato frutto. Ecco, la parola di Dio è viva, il Vangelo parla a noi oggi, continua a parlare a noi oggi. È per questo che ci consente di guardare alla nostra vita quotidiana, a leggere il nostro tempo. Noi vogliamo imparare a leggere il nostro tempo nella luce della parola di Dio. Sono tanti le scienze che si occupano della lettura della nostra vita. Non ci devono togliere dalla possibilità, dal gusto, dalla convinzione di doverlo leggere nella luce della parola di Dio. Dio è il Signore della storia. Proprio la prima lettura della liturgia di domani sottolinea questa, col profeta Zaccaria, questa signoria di Dio. La signoria sulla storia, non soltanto sulla vita personale. Noi vogliamo essere aiutati questa sera a leggere così il nostro tempo. Io ringrazio la professoressa Virgili che ha accettato di venire a aiutarci in questa riflessione iniziale. Non è la prima volta che viene nella nostra diocesi, è venuta anche chiamata da singole comunità. È la prima volta che invece guida il nostro convegno diocesano. Ringraziandola voglio proprio sottolineare questo aspetto che mi ha colpito. Con tutta la sua preparazione, con tutti i suoi titoli accademici, con tutto il suo cammino di insegnamento, non ha remore a guardare anche alle piccole diocesi, alle piccole comunità nella diocesi. E questo dice la sua passione per la parola che noi vogliamo ascoltare e vivere. E quindi sono sicuro che sarà molto fruttuoso quello che ci dirà. Detto questo, lascio a lei la parola. Vorrei che portassimo a casa, oltre a quello che ascolteremo, questo rinnovato impegno a attuare il nostro cammino diocesano, quello delle linee pastorali, non dimentichiamolo. Buon ascolto a tutti. La nostra bella assemblea è espressione delle nostre parrocchie, associazioni, movimenti, ma siamo anche contenti che questa sera ci sia anche la delegazione della Chiesa russa ortodossa con padre Marian e il suo collaboratore, un segno anche dell'unità della Chiesa, quindi siamo contenti di questa presenza. Ora ci mettiamo in ascolto, come anticipava il Vescovo, di Rosanna Virgili. Vive a Roma, sposata, mamma di 3 figli, biblista, e quindi ci porterà proprio la profondità di una lettura del Vangelo partendo dalla sua esperienza di vita e anche dal suo insegnamento. Insegna alla Pontificia Facoltà Lateranense, quindi a Roma, quindi l'Università del Papa, quindi, e poi anche all'Istituto Teologico Marchigiano, ma non si ferma qui perché ha anche altri corsi in diverse parti d'Italia. È laureata in filosofia, in teologia e anche licenziata in scienze bibliche. Le pubblicazioni sono numerose, non le diciamo tutte, se no finisce il tempo, però penso che ci sia anche un elenco disponibile ai vostri posti con tutte le pubblicazioni. Se qualcuno poi
vuole impararle tutte, poi faremo, Rosanna Virgili alla fine farà un'interrogazione sulle sue pubblicazioni. In particolare segnalo del 2015, editrice Ancora, I Vangeli tradotti e commentati da 4 bibliste, che è stata la pubblicazione anche che ha avuto così un certo consenso in questi ultimi anni. A lei la parola e ci mettiamo in ascolto sicuramente con passione, come dimostra fin dal suo volto. Grazie. Buonasera, c'è tanta luce qui dentro, io vi vedo poco, mi dispiace, ma la luce è la prima creatura di Dio, quindi va bene, anche se questa è una luce che l'uomo è riuscito a fare. Del resto l'uomo è il primo collaboratore di Dio. Ringrazio Sua Eccellenza, il Vescovo, che ha avuto la gentilezza proprio di invitarmi qui. Per me appunto è un ritorno, io sono già stata 2 volte nella diocesi di Chiavari e ho potuto veramente godere della grande cordialità di voi, siete molto mediterranei, davvero, intanto perché vi piace mangiare bene e siete davvero tanto accoglienti, quindi è un grande piacere per me tornare. Quindi ringrazio tutti davvero. E è un motivo di gioia poter condividere l'apertura di una finestra su un Vangelo che è il primo Vangelo della raccolta canonica dei Vangeli e che apre tutto il Nuovo Testamento, anche se poi così diciamo gli studi storico-critici hanno cambiato un po' la datazione, la posizione dei Vangeli, ma questo non è una cosa di cui questa sera noi ci vogliamo occupare. Matteo, allora si diceva che ci sia la volontà, no? La prima volontà da parte di questa assemblea diocesana di rispondere alle esigenze dell'oggi, di interagire e interloquire anche con le sfide appunto dell'attualità. Basta il nome, mi sembra di capire, Matteo, quindi di Mattei ce ne sono tanti in giro che hanno un po' così, sono stati protagonisti degli ultimi mesi, degli ultimi anni della nostra vita politica in Italia. È quasi una battuta, ma appunto c'è un Matteo che è quello che stasera noi vogliamo assolutamente conoscere, almeno in alcune proprio, no? Come dire, suggestioni, che ci porta almeno fedelmente la parola di Gesù, sicuramente più fedelmente di altri Mattei che l'hanno veramente utilizzata e non sempre in maniera ortodossa, dovremmo dire. Allora, ho fatto una scelta volendo dare un titolo e volendo anche aprire appunto delle piste per meditare sul Vangelo di Matteo. Ho scelto il numero 5, perché 5 parole, 5 decisioni, ma perché è tradizione dividere questo Vangelo in 5 grandi discorsi. Come mai? Allora, il primo Vangelo si struttura su 5 parti, 5 discorsi di Gesù. Forse deve essere fatta anche un attimo una nota. Il Vangelo di Matteo, pur essendo il più lungo dal punto di vista dei capitoli, sono 28 capitoli, come dire, non è il più lungo in quanto a materia. Il Vangelo di Luca, pur avendone 24, è la suddivisione, no? Che è più vasta e quindi la materia è più lunga, è più quantitativamente maggiore quella di Luca, però insomma è un Vangelo molto, molto corposo. E se nei primi secoli della Chiesa si pensava che appunto Marco, che invece ha solo 16 capitoli, il secondo Vangelo, fosse stato guillotine in francese, cioè una forbice rispetto a Matteo, quindi avesse tagliato
tanta parte del materiale di Matteo noi sappiamo da 2 secoli quasi, ormai con l'esegesi storico-critica invece sia stato il contrario, che Marco è una fonte dei Vangeli sinottici, quindi Marco sarebbe stato comunque, diciamo questa parola, prodotto prima, almeno come fonte, e Matteo avrebbe utilizzato Marco, avrebbe utilizzato un'altra fonte, la fonte dei Logia, dei detti di Gesù, e poi però avrebbe aggiunto tanto suo materiale. Ecco, allora questo per dire che cosa? Che Matteo è stato un grande elaboratore soprattutto della magisterialità di Gesù. Sì, possiamo dire questo, che tra i 4 Vangeli la caratteristica proprio di Matteo è questa, che lui ci riferisce dei lunghissimi e splendidi, stupendi discorsi di Gesù. Non lo fa Luca, non lo fa Marco, ma non lo fa neanche Giovanni. Giovanni è il narratore dei dialoghi di Gesù. Matteo invece proprio ci mostra il Gesù maestro. Allora questo proprio va ascritto a lui. Noi conosciamo tanto insegnamento di Gesù proprio grazie al primo Vangelo. Allora, perché 5 discorsi? È possibile che la ragione sia stata proprio quella di voler dare un fondamento. Allora, la prima parola che tratteremo è la parola roccia. La roccia è una caratteristica proprio del Vangelo di Matteo, è una caratteristica del primo grande discorso che egli ci presenta, ma è anche una sorta di definizione di ciò che voleva essere questo Vangelo, voleva essere un fondamento. Allora, 5 discorsi come 5 sono i libri di Mosè. 5 sono il Pentateuco, l'inizio della nostra Bibbia, la prima raccolta della nostra Bibbia si chiama il Pentateuco e riporta la Torah dei fratelli ebrei, sempre la parte più importante di Tanakh della Bibbia ebraica, e quindi la legge di Mosè si divide in 5, possiamo chiamarli 5 rotoli, 5 contenitori, ma preferirei dare così questo nome, 5 pilastri proprio. Bene, 5 pilastri del Primo Testamento, dell'alleanza sinaitica, l'alleanza con Dio del Primo Testamento, 5 pilastri per una nuova alleanza. L'alleanza appunto che vede due diversi diciamo contraenti. Se nella prima alleanza c'era Adonai ed Israele, questi erano i contraenti della prima alleanza, nella nuova alleanza i contraenti sono il Dio Padre di Gesù, e quindi Gesù stesso come figlio di Dio, e tutta l'umanità, che poi è la Chiesa, perché la Chiesa è un'apertura universale del popolo che si unisce a Dio, e quindi assolutamente ha questa universalità. Possiamo dire davvero la proposta di alleanza nel Nuovo Testamento, a partire da Matteo, è un'alleanza universale a tutta l'umanità. Allora, che cosa accade? Che alla fine del primo discorso, il primo grande discorso comincia con le Beatitudini, abbiamo sentito la prima parte della lettura, e si conclude, sono 3 capitoli, 5, 6 e 7 di Matteo. L'inizio sono le Beatitudini, ne parleremo alla fine, invece la conclusione è una parabola a noi assolutamente nota, la parabola della casa costruita sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Allora, leggendo soltanto questa prima frase della parabola della casa costruita sulla roccia o sulla sabbia, che Gesù narra alla fine del grande discorso che si chiama il discorso della montagna, che è così, mi è venuto in mente proprio quanto è stato detto nei giorni scorsi nel Festival della Filosofia. C'è stato un Festival della Filosofia cui hanno partecipato diversi filosofi, Cacciari naturalmente. Si è parlato della persona, delle trasformazioni che le persone oggi subiscono, dell'umanesimo, del postumanesimo, insomma queste trasformazioni che vedono proprio addirittura l'antropologia, cioè la struttura del nostro corpo, addirittura vedono trasformarsi.
Allora Galimberti, Cacciari ha parlato appunto, no, più dell'umanesimo e dei cambiamenti, diciamo, della struttura della persona. Galimberti ha detto una cosa a un certo punto, ha detto: se c'è un aspetto della vita umana, e quindi anche della vita dell'uomo occidentale, e soprattutto noi possiamo dire, perché era questo un po' l'ambito di analisi, è la fine dell'etica. Lui ha detto la fine dell'etica. L'etica, cioè l'etica sarebbe, diciamo così, no? La scienza dei comportamenti, di ciò, delle cose che si fanno, delle azioni, delle opere e soprattutto, no? L'etica dipende dalla distinzione tra il bene e il male. Ciò che è bene si fa, si deve fare, porta la vita, porta il futuro, ciò che è male invece porta la morte, ma oggi non è più così. È molto difficile stabilire dei canoni etici, tanto è vero che la grande crisi dell'educazione si fonda sulla crisi dell'etica, perché i genitori non sanno più cosa dire ai loro figli, perché essi stessi non sanno cosa sia bene e cosa sia male. Noi ai nostri figli chiediamo cosa ti piace, non cosa è giusto, cosa non è giusto, sempre di meno, perché lo sappiamo sempre di meno. Una volta che sia venuta meno l'etica religiosa nel nostro Occidente, l'etica cristiana, si è ricorsi all'etica laica. Oggi è molto in crisi anche l'etica laica, perché si è giunti a che cosa? Ad una deriva. Si fa quello che è una deriva, diciamo così, creata dai diritti individuali. È giusto dare a ciascuno i suoi diritti individuali. Su questo si è molto ragionato, ci sono tante pubblicazioni. I francesi hanno riflettuto da più anni rispetto a noi italiani su questo, perché appunto la Francia è un po' la grande patria, no? dell'etica laica, ed è quella appunto che però ha riflettuto già, no? da tempo sulla mancanza appunto di diritti di fraternità. L'individualismo è stata la fonte, ma anche l'effetto è cresciuto fino al narcisismo, fino a quello che io chiamo il selfismo oggi, per cui noi siamo, come dire, amiamo lo specchio di noi. Io venendo appunto qui in treno, 3 treni ho cambiato, la gente è continuamente al cellulare. Tutti, giovani, anziani, non è vero che sono i ragazzi, è un alibi quando diciamo che sono i ragazzi che sono al cellulare. Vicino a me c'era una signora, penso 70enne, è stata sempre al cellulare e ogni tanto si faceva un selfie, a se stessa. È veramente è curioso, ma è anche emblematico, no? Di quello che è un po' la nostra. Allora, dunque, questo che significa? Che insomma l'etica non ci aiuta l'etica laica, perché il riferimento è a sé. Io voglio, come dire, che mi sia riconosciuto quello che mi realizza, eccetera. Questo porta alla disgregazione del tessuto sociale elementare. Perché se ogni cittadino pensa al suo diritto individuale, viene meno la società, non c'è niente da fare. E quindi c'è questo grande problema che è davvero l'etica, in effetti, che cos'è? È il tessuto di una società. Nel mondo biblico la legge è proprio l'espressione dei valori, non uccidere, non rubare, non dire il falso. Oggi che siamo davanti, a un mondo di fake news, è un mondo di costruzione della realtà, la costruiamo, no? Naturalmente la realtà, questo significa uno smottamento dell'etica tradizionale sicuramente, per cui c'è la roccia. Non sentiamo di essere fondati su una roccia, ma sentiamo di camminare nelle sabbie mobili, di fatto, no? Tutto cambia, è difficilissimo consegnare un'eredità
morale ai nostri figli, difficilissimo. Allora, quando Gesù dice, no, come dire, rimane per noi la responsabilità di una ricerca, perché Gesù dice: chi ha costruito la casa sulla roccia è sicuro, perché cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ma essa non crollò perché era fondata sulla roccia. Bene, poi Gesù continua dicendo invece, no, chi fonda la sua casa sulla sabbia, come oggi potremmo sentire noi che stiamo fondando, diciamo, la nostra casa sulla sabbia, non avrà certezze, perché quando, no, arriveranno delle piogge, eccetera, questa casa non resisterà. Ma la domanda che resta a noi è questa da fare: qual è la roccia? Dov'è la roccia? La parola del Signore, diceva Sua Eccellenza, è vero, ma qual è appunto allora la parola del Signore? E qual è l'attualità della parola del Signore? Premesso che a me sembra, così dopo tanti anni che un pochino frequento la Bibbia, che sia veramente un peccato che noi utilizziamo troppo poco la parola di Dio, perché la parola di Dio è di una attualità imbarazzante. A me sembra di poter dire che la parola di Dio sia assolutamente anticipatoria di un futuro che ancora non conosciamo. Mi dispiace molto che invece soprattutto forse in ciò che è il sentito dire circa la Bibbia, no? Perché il Vangelo è anche Bibbia, tutta la Bibbia, sono 73 volumi, 27 Nuovo Testamento, 46 del Primo Testamento, ma non so, penso ai nostri figli, ma anche noi un po', pensiamo che la Bibbia sia qualcosa di antico, una parola antica, è vero, una parola antica, ma una parola che ha una struttura che Gesù stesso ci indica. Gesù dice, no? Chi legge la scrittura è come qualcuno che tira fuori cose, come lo scriba che tira fuori da essa cose antiche e cose nuove. Ecco, per capire ciò che è nuovo, l'antico ci fa da chiave, e se abbiamo uno sguardo amoroso, solidale con la realtà attuale, no? Intelligente, responsabile, cioè se conosciamo la realtà in cui viviamo, se leggiamo i giornali, se ci interessa la vita delle nostre città, se siamo veramente, se ci sentiamo responsabili della storia, dello spaccato della storia che è consegnato al frammento che è la nostra vita, noi potremo scoprire tante cose nella scrittura. Ecco, mi colpiva tanto dei miei studenti un po' di anni fa, 7-8 anni fa, che dicevano continuamente: bisogna difendere la fede. No, ecco, il verbo difendere è proprio sbagliato circa la fede, perché la fede, la parola ci insegna, non si difende, perché si difende qualcosa che si ha, come dire, no? A casa ho la cassaforte, la difendo, chiudo a chiave. No, la fede è una parola di incontro, non si difende, si annuncia. Non si difende. La fede, intendendo la parola come depositum fidei, deposito della fede veramente, la parola del Vangelo, è una parola che si spende, non si difende, perché la parola si incarna ogni giorno, ogni anno, ogni momento, in ogni situazione, no? Quando vengono i venti, la pioggia, di oggi, non quelli di ieri, per davvero essa diventa per noi una roccia se noi non la mettiamo sotto spirito, se noi non la consideriamo una cosa antica, e certe cose magari poi dice sono ormai scadute, non sono più valide, eccetera. Ecco, dobbiamo imparare a leggere la scrittura per potercene davvero, come dire, avvantaggiare. Allora, ma per concludere qui su questa parola, perché naturalmente noi possiamo soltanto aprire delle piste sul Vangelo di Matteo, poi sarà il nostro lavoro di quest'anno, sarà la nostra vita di ogni giorno, sarà il nostro confronto con questa parola, sarà, diciamo, questo lavoro sapienziale che ogni cristiano deve fare con la parola di Dio, che ci porterà ad avere qualche risposta, no? Qualche indicazione per come davvero realizzare la parola che il Signore ci dice. Ma sicuramente Gesù, quando parla di fondare la casa sulla roccia e di non fondarla sulla sabbia, questo lo dobbiamo dire tenendo conto di tutto quello che sarà lo sviluppo del Vangelo di Matteo,
Ecco, una prima accezione mi sembra proprio questa. Gesù dice: non siate ipocriti. Fondare la casa sulla sabbia significa essere ipocriti. C'è un intero capitolo nel Vangelo di Matteo, che è il capitolo 23, è molto spinoso, è molto urtante, è un elenco di 7 guai, gli oracoli dei guai. Sì, è vero, è per gli scribi e i farisei, ma se noi ci mettiamo veramente dentro quella teoria, scopriamo che tanti atteggiamenti degli scribi e farisei purtroppo ci appartengono. Allora, chi è l'ipocrita? E perché Gesù, l'aggettivo, sicuramente nel Vangelo di Matteo, che Gesù più utilizza statisticamente, per quello che i Vangeli ci hanno raccontato, è proprio ipocrites, ipocrita. E come mai? Che cos'è l'ipocrites? Indovinate chi è, visto che siamo sul palco? È l'attore. Ipocrites di per sé significa la maschera. Gli attori del mondo antico portavano addirittura con un bastone la maschera, no? La maschera stava e loro se la portavano dietro perché era la maschera del personaggio. Allora Gesù, come dire, stigmatizza specialmente questo difetto rispetto proprio alla parola di Dio. Il difetto che avevano gli scribi e i farisei, che usavano la stessa parola di Dio, usavano la legge di Mosè come una maschera, cioè essi naturalmente, come dire, quella parola non li toccava, loro erano gli interpreti di quella maschera, tanto è vero che leggevano delle cose che non sempre rispondevano veramente a quello che la parola di Dio diceva, e erano assolutamente, il loro cuore era lontano da Dio, lontano da quella parola. Allora l'ipocrisia è qualcosa che insomma ci rende davvero attori, ci rende doppi, perché ipocrisia significa anche doppiezza. Ma dove Gesù scopre? Lì potete andare a leggere il capitolo 23 naturalmente, ma io vorrei citare soltanto un versetto, diciamo, di quel capitolo 23. Gesù dice, un'esemplificazione è questa, dice: voi guardate a tutte le devozioni. Per cui, non so, una devozione, un precetto era quello che bisognava pagare la 10ª su tutti i prodotti, no? Dice: voi guardate alle cose più minuziose, quindi al pagamento della 10ª del cumino, della menta, delle piante, no? Diciamo di quei prodotti più insomma, che non era il grano, i cereali o gli animali, eccetera. Per dire che cosa? C'è una religiosità che va sulle cose esteriori, C'è una religiosità che chiede, non so, un culto esteriore, una religiosità che è veramente una maschera, un modo per dire: noi siamo cristiani, sì, perché? Perché andiamo a messa la domenica, perché, non so, ci riuniamo tra noi, perché facciamo anche un po' di carità verso i poveri, eccetera. Non basta. Gesù dice: non potete trascurare la giustizia, la misericordia e la fedeltà. A fronte di tutte, come dire, di tutte le osservanze, no? Di tutte quelle che possono essere le pratiche religiose, Gesù non dice che quelle pratiche siano da condannare. Condanna l'ipocrisia. Voi riducete la fede a un culto esteriore. La vostra fede non tocca la vostra vita, perché la giustizia è un'esigenza della fede. E la giustizia nella Bibbia non significa fare delle parti uguali, ma significa portare, giustizia nella lingua ebraica, ma anche che poi passa nella lingua greca, significa proprio fedeltà alla comunità. Questa è la giustizia. La giustizia è che noi facciamo parte di un unico corpo. La giustizia è la responsabilità dell'altro. Il cristiano non è responsabile solo di se stesso.
Tutti sono responsabili di se stesso, ma il cristiano ha il compito della giustizia, cioè di essere responsabile della vita dell'altro. Nel libro di Ezechiele si dice proprio espressamente questo, dice: l'empio, se pecca, morirà per il suo peccato, ma della sua vita, dice Dio a Ezechiele, io renderò conto a te. Quindi la giustizia è una lotta, la giustizia è un impegno e riguarda quello che è davvero quel corpo mistico che è tutta la Chiesa, tutta, diciamo così, no? La comunità. E poi la fedeltà e la misericordia. Dunque, per concludere sempre sulla roccia, devo andare avanti perché non voglio perdere troppo tempo, il Vangelo di Matteo è l'unico, diciamo, è quel Vangelo in cui Gesù per 2 volte cita un versetto del profeta Osea, che veramente era già prima era citato nel primo libro di Samuele al capitolo 15, che è questo: io voglio l'amore, la misericordia e non, noi diciamo, il sacrificio, ma zisia in greco significa e non i riti esteriori, perché zisia non significa il sacrificio in senso morale, ma significa proprio i riti, l'esteriorità. Io non voglio l'esteriorità, ma voglio chesed, sarebbe in ebraico, cioè io voglio l'amore, voglio la misericordia, voglio la cura vicendevole, voglio che voi perdoniate. Tutto il primo capitolo, naturalmente, veramente, il primo discorso appunto parla anche del perdono. E allora, dinanzi a questa crescente fragilità fisica ed etica, anche di noi come cristiani, noi abbiamo sia una fragilità fisica, perché vediamo che, insomma, in Europa, in Italia un po' meno, ma in Europa la Chiesa cattolica è abbastanza, insomma, un po' tutte le chiese, in Russia forse le cose vanno in maniera diversa, non lo so, ma nella nostra Europa, dunque l'Europa è, non so a che numero dei paesi, diciamo, no, statisticamente più cattolici e in proporzione alla popolazione, eccetera. Il primo paese cattolico al mondo non è l'Italia. Sapete qual è? Le Filippine. Filippine attualmente sono il primo paese cattolico al mondo, statisticamente. Secondo paese Corea del Sud. Terzo paese il Brasile, perché il Brasile prima era, pochi anni fa era primo, invece adesso è diventato terzo, poi c'è l'Argentina e poi l'Europa non so a che punto arriva, diciamo, il nostro continente. Bene, allora, di fronte a questa crescente fragilità anche etica delle nostre comunità, ecco, di fronte ad un mondo che si riduce ad ipocrites, cioè l'immagine, la fotografia. Oggi per noi la maschera è la fotografia, no? Il selfismo è più del narcisismo, perché il narcisismo è l'amore di se stessi, significa questo. Il selfismo è l'amore della propria immagine, quindi davvero qui è una prima parola su cui dobbiamo riflettere, la roccia. La seconda parola è il sale, il sale. Sempre nel primo discorso Gesù dice: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Ecco, questo veramente, no, è una grande provocazione per tutti noi cristiani, per la Chiesa. Che cos'è il sale? Beh, il sale è una parola che dà origine ad altre, una parola che sta dentro altre parole. Sale, la stessa radice di sapienza, di sapore, di sapere. Allora, il sale, appunto, molti dicono, non è un cibo, ma è quello che dà sapore al cibo. Allora, chi è il cristiano? Se Gesù dice voi siete il sale della terra, il cristiano è nel mondo come sale, cioè per dare senso. Essere sale significa coltivare la sapienza, sapere, avere un sapore, cioè noi cristiani oggi non ci possiamo permettere di essere ignoranti. Ignoranti circa che cosa? Circa l'umano, circa quello che, non so, viene somministrato ai nostri figli, circa la parola di Dio. Dobbiamo conoscere la parola di Dio.
Dobbiamo, come dire, terere tempus, dicevano i latini, passare il tempo a meditare sulla verità, sulla fedeltà, sul senso della vita, su ciò che può veramente dare una speranza all'umanità. Insomma, il cristianesimo non può più vivere di rendita, ecco. Noi cristiani oggi siamo in una società dove, noi lo vediamo a Roma, io vivo a Roma, i miei figli sono andati al catechismo, ma i bambini arrivano ormai all'età del catechismo, quindi non so, a 7-8 anni, che sono completamente digiuni di parole della fede, non conoscono nessuna parola, le famiglie non passano più la fede, non so, io penso quando io ero giovane, che ne so, 30 anni fa, 40 anni fa, ancora passava attraverso le famiglie, oggi non più. Oggi bisogna conoscere le parole della fede per poterle trasmettere. Lo dobbiamo fare solo in quelle famiglie dove ci sono magari i nonni che vivono con i nonni, ormai si parla se non di bisnonni, perché Armando Matteo già qualche anno fa ha scritto un libro molto interessante che si intitolava La fuga delle quarantenni. Cioè lui diceva che le chiese vuote da cosa dipendono? Dal fatto che le quarantenni, cioè le mamme dei quindicenni, 13, 15, 17 anni, non vanno più a messa e non insegnano più naturalmente ai loro figli. Ma oggi possiamo dire anche la fuga pure delle cinquantenni, secondo me, che quelle quarantenni sono diventate cinquantenni, nel senso che proprio non c'è più nessuno che passa. E Don Armando, che secondo me è molto intuitivo, è uno forse dei teologi più acuti che abbiamo oggi in Italia, lui poi ha scritto un libro in cui appunto dice, giustifica anche la mancanza di sacerdoti, eccetera, o di vocazioni, al fatto che nelle famiglie non ci sia più questa educazione. Allora questo che cosa significa però appunto per noi? Che dobbiamo prendere una decisione, dobbiamo decidere, cioè, ma la parola di Dio per noi appunto, il Vangelo, gli insegnamenti di Gesù sono questione di vita o di morte o no per noi? Cioè per noi inteso proprio come società, no? Come societas, la Chiesa una volta si chiamava anche societas, per noi come Chiesa e per noi appunto come cittadini, sono o non sono? Se sono veramente qualcosa di prezioso dobbiamo conoscerlo, dobbiamo meditarlo, dobbiamo metabolizzarlo e rispondere al bisogno dell'oggi, anche culturale. C'è una scelta veramente politica da fare. Politica significa partecipazione alla vita della società. Papa Francesco ci ha ricordato qualcosa che viene da Tommaso, non è stato lui ad inventarlo. Molte cose si ascrivono a Papa Francesco come se lui avesse inventato, ma insomma, i poveri, l'ha inventati Papa Francesco, no, c'erano già i poveri, prima di Papa Francesco. Oppure quando Papa Francesco ha detto i cristiani, cioè la prima forma di carità è la politica con la P maiuscola. Già San Tommaso diceva questo, ma molti altri hanno detto questo. Ecco, allora questo che significa? La responsabilità della cultura. La responsabilità della cultura, guardate, che non è un difendere una cultura del passato, mi raccomando, no, ma dialogare con le scienze contemporanee. Noi dobbiamo dialogare con la biologia, dobbiamo dialogare con la biotecnologia, perché la biotecnologia sta trasformando la nostra vita. Dobbiamo dialogare con la matematica. Io vorrei che i seminaristi studiassero le tre scienze, oltre a quelle umanistiche, studiassero la biologia, la matematica e la fisica. Sono tre scienze importantissime che stanno portando avanti oggi la matematica. I computer sono matematica, l'algoritmo è matematica. I seminaristi devono conoscere queste scienze, altrimenti non facciamo più teologia. Non la facciamo più la teologia. Fare teologia significa dialogare con le scienze contemporanee. Una volta era così, poi purtroppo da Galilei in poi la Chiesa si è fermata nel suo rapporto con la scienza, è stata una grandissima perdita. Mentre prima erano soprattutto i chierici i grandi inventori. Copernico era un frate agostiniano, se ricordo bene, quindi insomma della tradizione.
Quindi, allora, essere sale, voi siete il sale della terra, lo siete perché date sapienza, perché fate discernimento e quindi potete rispondere a chi? Alle persone che oggi nelle varie, no, i non credenti, eccetera, che non hanno, o che sono anche i credenti, no, piuttosto smarriti, che hanno bisogno di una traccia, hanno bisogno di un pensiero, no, che aiuti proprio ad agire. Ecco l'altro aspetto dell'essere sale della terra. Il capitolo 25 appunto che abbiamo letto, le opere di carità, no? Come si chiamano le opere, non mi ricordo, di carità? Spirituali, corporali e spirituali, corporali quelle appunto su cui saremo giudicati, no? Venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato da bere. Questo significa essere il sale della terra, costruire un mondo che, come dire, che accoglie il Signore, questo, saperlo costruire, e si fa proprio su questo. Ero affamato e mi avete dato da mangiare, ero assetato e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, ero nudo e mi avete vestito, ero malato e mi avete visitato, in carcere e siete venuti a trovarmi. Guardate, qui c'è anche tutto il terzo settore, no? In un certo senso. La Chiesa italiana... Nel terzo settore, la Chiesa italiana, 2 anni fa sono stata a Cagliari per la settimana sociale, ho avuto veramente una grande gioia e voglio così condividerla, magari se qualcuno non ha, così non è direttamente, diciamo, in rapporto con il terzo settore, cioè tutto quello che è, no, il welfare si chiama in inglese, ma il welfare chi l'ha introdotto il welfare in Europa? La Chiesa Cattolica l'ha introdotto, e poi come? Sapete chi? Prima i monasteri, d'accordo, ma poi chi? Le fondatrici delle case religiose, delle congregazioni. Anche i fondatori, no? Anche il maschile ha fatto questo, ma c'era il clero nel mondo maschile. Quante congregazioni religiose di vita attiva, femminili, sono nate per fare che cosa? Per istruire ragazzi e ragazze, le ragazze che non andavano a scuola, no? Naturalmente non c'erano le scuole, il welfare, cioè la scuola, la sanità, l'aiuto a chi non ha, no? Chi è nudo, chi è straniero, eccetera, eccetera, l'accoglienza. Bene, la nostra Chiesa ha una tradizione straordinaria. Su cosa? Su questa parola, la parola sale, cioè la parola che ci ha dato Gesù. Voi siete il sale della terra, cioè trasformate tutto ciò che è insomma abbandono dell'umanità in giardino per l'umanità. E vi dicevo, vorrei condividere questo, la Chiesa italiana come dire, ha uno spazio che gestisce, diciamo, in Italia ben 3 milioni di persone nel terzo settore. Noi come Chiesa, 3 milioni su 60 milioni mi sembra che siano abbastanza. Cioè c'è un impegno grandissimo della nostra Chiesa, che non sempre tra l'altro viene riconosciuto. Ecco, questo significa essere il sale della terra, fare cultura, quindi la politica intesa come cultura e come opere, e come... no, veramente impegno concreto nel mondo, diciamo sociale, economico, eccetera. La terza parola è la parola prossimo. La parola prossimo per me è quella della decisione evangelica. Perché? Perché Gesù dice: avete udito che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Sì, perché nel Primo Testamento ci sono dei testi in cui si parla anche dell'asino del nemico, se tu lo trovi va bene, lo aiuti, ma nel Primo Testamento c'era una divisione ben precisa tra il popolo eletto
il popolo di Dio, il popolo di Israele e gli altri popoli. Gli altri popoli, in tanti testi del Primo Testamento, erano i nemici, d'accordo? Allora ecco perché Gesù naturalmente assume un testo dalla Torah e dice: voi dovevate, questo vi ha detto Mosè, amare il prossimo, intendendo per prossimo il tuo amico però, no? Quello che è vicino a te, quello che è circonciso come te, quello che appartiene alla tua religione anche, che professa la tua religione e che appartiene al tuo popolo, mentre odierai il tuo nemico. I nemici dovevano essere odiati, purtroppo la Bibbia porta tanta anche di questa, di questa esigenza di odiare i nemici, perché i nemici erano idolatri, perché erano quelli che volevano distruggere Israele, per motivi che tutti voi assolutamente conoscete. Ma io vi dico, Gesù qui nel capitolo 5, nei versetti 43 e 44, dice quello che è il cuore proprio del cristianesimo. Se c'è una differenza cristiana dalla religione da cui il cristianesimo viene, che è la religione giudaica, e davvero se c'è una differenza cristiana proprio splendida, che tutti ci riconoscono, che ci hanno riconosciuto nel passato e che ci riconoscono oggi anche i non credenti, è proprio questa, lo stupore del non credente di fronte a questa parola: io vi dico, amate i vostri nemici. L'amore dei nemici è l'humus del cristianesimo ed è qualcosa talmente quasi impossibile amare i nemici. Anche per noi è tanto difficile amare i nemici. Certe volte addirittura noi ci costruiamo, a volte anche quando tendiamo nella Chiesa a ghettizzarci un po', Allora, movimento... c'è un movimento che è separato, eccetera, eccetera. Un altro movimento ha tutta una sua... Sì, è molto bello che ci siano i movimenti in una diocesi, molto bello che ci siano... Ma talvolta però c'è proprio un'estraneità tra un movimento e l'altro. E guardate, l'inimicizia nasce sull'estraneità. L'indifferenza è la base dell'inimicizia. Da lì poi viene. E invece Gesù dice: io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Allora l'amore per il nemico è una decisione che noi dobbiamo prendere, è un lavoro che dobbiamo fare, perché questa è la parola del Signore, perché questa è la differenza cristiana. Se chi sta intorno a noi vedrà che siamo diversi, lo sarà per questo, perché tutti amano i loro amici, tutti amano i loro figli, i loro parenti più o meno, insomma, a parte qualcuno magari non ama proprio la suocera, eccetera, per scherzare, però voglio dire, chi non ama il proprio popolo, la gente che è nata qui, eccetera, eccetera, ma amare il nemico vuol dire amare l'altro, il diverso, lo sconosciuto. Amare anche il rischio, perché tu quando ami il nemico ami qualcuno che potrebbe o che già t'ha fatto anche del male. Ma questo è il mistero cristiano, questo è il sapore dolce che c'è dentro la noce di cocco del Vangelo di Matteo. Se è anche una noce di cocco perché è un Vangelo anche molto duro, molto forte, il Signore non fa sconti. L'amore per il nemico è un ponte di fraternità, di diritto, di giustizia, di rispetto, di amicizia, di collaborazione, di pane condiviso, di pane e di dolore condiviso, di pane e di bisogno condiviso e dell'opera della pace. Questa io la chiamo davvero la decisione evangelica. Abbiamo visto la decisione etica, la roccia, la decisione politica, il sale, la decisione evangelica è quella centrale ed è la dobbiamo chiamare evangelica perché veramente per amare il nemico dobbiamo pregare molto. Dobbiamo essere accanto al Signore, perché amare il nemico davvero è qualcosa quasi contro natura, in un certo senso, Ma è un amore attivo quello che dobbiamo mettere in conto, perché davvero la vocazione della Chiesa è quella di essere una giuntura tra i lontani e i vicini, tra i diversi e gli uguali, eccetera, eccetera. La lettera agli Efesini, al capitolo 4, parla della Chiesa, anche dei cristiani come giuntura. Vado velocissimamente a concludere il quarto e il quinto, la quarta e la quinta parola. La quarta parola è la parola cura. Questo dobbiamo assolutamente, è un debito che abbiamo verso Matteo, perché Matteo è l'unico Vangelo
che ci porta cioè sapete, tutti i Vangeli hanno anche delle cose uniche, no? Alcune sono comuni, nei 3 Vangeli sinottici ci sono molte cose in comune, ma poi c'è il materiale proprio di ogni autore, no? Già accennavamo all'inizio. Tra il materiale proprio del Vangelo di Matteo ci sono 2 elementi che sono assolutamente da ricordare qui. Il primo è che c'è all'inizio del Vangelo c'è una genealogia di Gesù, una genealogia che prende molto tempo, 14 più 14 più 14, le generazioni, d'accordo? Allora, in questa genealogia ci sono 4 donne più una Maria, ma 4 donne ci sono. Una cosa stranissima, perché chi conosce i bioi, si chiamava, cioè gli scritti biografici, no? Cioè, nel mondo antico gli storiografi scrivevano, sia nel mondo greco sia nel mondo latino, le vite, no? Plutarco, insomma, si chiamano addirittura biografi, no? Ecco, ma nella vita degli uomini illustri c'era una genealogia, perché la genealogia dà lustro appunto ad una persona, no? Che si voglia esaltare, elogiare. Ma le donne sono assenti, tanto più nel mondo ebraico, voglio dire, in una cultura come quella di Matteo, dove sono i padri che contano, no? Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera, eccetera, Giuseppe e i figli, no? C'è questo maschile e c'è il patriarcato, insomma. Il fatto che Matteo avesse inserito, diciamo, abbia inserito nella genealogia queste 4 donne, e sono 4 donne straniere nella genealogia di Gesù. E chi è Gesù per Matteo? È il Messia, perché il primo ad essere, no? Cioè, genealogia, Gesù di chi è? Figlio di Davide prima di tutto e poi di Abramo. C'è un chiaroscuro che deve colpire e che deve essere per noi oggi una voce profetica, l'importanza della donna nella Chiesa. Cioè, Gesù non è nato è chiaro, dice Maria, è ovvio, è nato da Maria, appunto, da una vergine. Che significa dunque questo? Che, come dire, la parola di Dio ha bisogno di uomini e donne. Sì, la quarta parola è la parola cura, ma allora chi si è preso cura di Gesù, del Signore? Perché Gesù ha avuto bisogno per nascere nei Vangeli dell'infanzia, appunto, no? Capitolo 1, capitolo 2 di Matteo, di qualcuno che si prendesse cura. Le prime a prendersi cura sono state queste donne, no? Come dire, nei suoi progenitori, straniere. C'è anche una prostituta addirittura, Rahab, no? Sono straniere. E Ruth, che è la Moabita, c'è Tamar, che è pure considerata una cananea, c'è Betsabea, moglie di Uria l'Ittita. Queste donne che cosa hanno fatto? Hanno messo la loro vita, hanno lasciato il loro popolo per andare a dare una discendenza al popolo di Dio. Ruth è la madre di Obed, la bisnonna di Davide. Ruth è la bisnonna di Davide. Sono cose molto importanti. Questo per quanto riguarda le donne. C'è un altro però elemento unico in Matteo, la fiction, cioè lui segue con la telecamera, a differenza di Luca segue Maria, no? All'inizio, prima che Gesù nascesse, poi eccetera, segue Maria. Invece Matteo segue Giuseppe. È l'unico che ci parla di Giuseppe. Giuseppe è un gigante nel Vangelo di Matteo, perché è proprio il docente della cura, del prendersi cura. Matteo viene a sapere che la moglie è incinta, lui non sa ancora perché fosse, decide di rimandarla in segreto. Cito a memoria, insomma, tutto questo è scritto, sono 4 le scene che riguardano Giuseppe, nel capitolo 1, dal versetto 18 e fino a tutto il capitolo 2, quindi la nascita di Gesù. Lui, Giuseppe, fa un sogno, vi ricordate? L'angelo di Dio parla a Giuseppe nel sogno. Per ben 4 volte l'angelo di Dio parlerà a Giuseppe, Invece a Maria solo una volta, perché insomma le donne arrivano prima. No, sto scherzando. Allora, queste 4 volte, che cosa dice l'angelo di Dio a Giuseppe? La prima cosa, non temere di prendere con te Maria, no? Dice questo. E poi le altre volte, no? Sempre dice, prendi con te il bambino e sua madre. Questa è una cosa molto importante per l'oggi.
Sapete bene, no? Quanto oggi si parli e si certifichi la crisi della paternità. C'è una crisi fortissima della paternità. Il successo di Massimo Recalcati, che conoscerete, è dovuto proprio a questo fatto. Lui ha denunciato, no, non so se avete mai letto qualcosa di Massimo Recalcati, ormai insomma è uno psicologo, ma davvero molto, tra l'altro credente, eccetera, ha scritto anche diversi libri adesso sui Vangeli, su temi evangelici. Lui ha parlato del complesso di Telemaco. Lui ha detto: i figli oggi non hanno più il complesso di Edipo, quello che avevamo noi, diciamo, dico noi, gli ultra cinquantenni, cioè volevamo uccidere il padre, cioè siccome l'autorità del padre era troppo pesante, bisognava, no, toglierla, bisognava, ecco, Edipo. Invece lui appunto no, dice no, i figli oggi hanno il complesso di Telemaco. Telemaco è il figlio di Ulisse che non ha visto mai il padre, perché è nato quando ormai il padre era andato appunto alla guerra di Ilio, per non dire l'altra parola, e quindi lui a 20 anni, erano 20 anni, no? Perché per 20 anni per 10 anni c'è stata la guerra, 10 anni lui poi dopo, no? Naturalmente Poseidone, arrabbiato con lui, il mare l'aveva portato, eccetera. Se ricordate l'inizio dell'Odissea è questa, che Telemaco allestisce una nave e va a cercare il padre. Questo è il complesso di Telemaco. Oggi noi viviamo questo. C'è una crisi profonda della paternità, perché no, questo è anche a livello, no, abbiamo vissuto noi come Chiesa, viviamo ancora il grande dolore, il grande strazio della pedofilia, no, anche questo è un rapporto padre-figlio, è una paternità mancata, ci dobbiamo pensare a questo, non è solo, dice, una malattia, violenza, d'accordo, sì, ma è il segno che tra le generazioni, soprattutto la paternità e il figlio, c'è stato un grande sfilacciamento, studiato anche questo, non è che lo stiamo dicendo noi. Ma allora la figura di Giuseppe, utilizzatela, perché lui è veramente un padre adottivo. Cioè, il vero padre è il padre adottivo, dice il Vangelo di Matteo. Sì, non è il padre perché dice, si realizza nel figlio, perché il figlio è il mio seme, il mio nome, e quindi io realizzo me stesso nel figlio. Nella paternità giudaica i figli erano per i padri, d'accordo? I figli erano quelli che custodivano la proprietà dei padri, eccetera. Invece nella paternità adottiva i padri sono per i figli. Giuseppe non potrà mai dire che Gesù è suo figlio, ma dà il nome a Gesù. Dare il nome significa: io sono responsabile di te, io ti do il mio nome. Io mi prendo cura di te e naturalmente insieme a te anche tua madre, perché non si può staccare un figlio da una madre. Guardate che è fortissimo, andateci a leggere, veramente ve lo chiedo di farlo. Lui, la paternità che cos'è? Prevenire, no? A un certo punto, quando c'è Erode che cercano e che uccide poi i neonati praticamente, no? La strage degli innocenti, è Giuseppe che salva Gesù. Giuseppe è stato il primo salvatore di Gesù, perché l'ha portato in Egitto, perché si è detto: ma qui evidentemente c'è un pericolo, e quindi lo porta in Egitto. Quando viene a sapere che Erode è morto, lo riporta. Questa è la paternità, dobbiamo prenderci cura dei figli. Proprio oggi mi è arrivato un messaggio che degli asili, delle maestre di asilo, cioè di scuola materna, di una città italiana, hanno deciso di fare questo. Siccome qualche giorno fa c'è stato l'ennesimo caso di un padre che ha dimenticato il bambino dentro l'auto, poveretto, povero disgraziato, diciamo. Però è un simbolo. I padri debbono adottare i figli, debbono veramente, come dire, esserci nella famiglia, esserci e quindi ecco la cura. Il Vangelo di Matteo ci insegna la cura prima di tutto, no? Attraverso, no, queste donne e questo grande padre che è Giuseppe e naturalmente poi attraverso quella che è la Chiesa, la sua cura verso il mondo. L'ultima parola è la parola felicità, con cui ho tradotto, mi sono permessa di tradurre quello che Makarios in greco, no? Cioè quello che normalmente viene tradotto con beato.
beati i poveri, abbiamo letto. Io ho tradotto felici i poveri, perché di essi è il regno dei cieli, felici i miti perché avranno in eredità la terra, felici i misericordiosi perché troveranno misericordia, felici quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati, felici gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Questa è la più bella pagina per me del mondo mai stata scritta, le beatitudini. Nelle beatitudini c'è il sogno dell'umanità, che i poveri possano essere felici, che gli afflitti possano essere felici, che quelli che muoiono per la giustizia o per la pace, Gandhi, non lo so, e tanti altri, i nostri giudici, Falcone, insomma, gente che, e tanti anche magari qui in mezzo a noi, no, a parenti o noi stessi che abbiamo sofferto per quello, che possiamo trovare dentro questa afflizione davvero il bacio di Dio, il bacio della felicità. Le beatitudini sono un'assurdità, le beatitudini sono un paradosso, sono un ossimoro, no? Dolce e amaro, perché? Come si fa a dire che i poveri sono beati? Come si fa a dire che di essi è il regno, i poveri hanno un regno? Allora, concludo. Nel mondo antico l'aggettivo beato si diceva di Dio. Dio era beato per due motivi. Beato significa sazio, chi vive nell'abbondanza, chi non manca di nulla, Makarios significa in greco. Allora, era un epiteto fisso della divinità, un aggettivo, diciamo, che qualificava la divinità. Perché? Perché la divinità è nell'abbondanza, non manca di nulla. Il Dio è sazio perché non deve lavorare per mangiare, non è povero, ha tutto, diciamo, è sazio di cibo, quindi il suo presente non è a rischio ed è sazio di tempo, è immortale. Mentre la condizione più grande della nostra povertà, di tutti, poveri e ricchi, è che dobbiamo morire, è la morte, no? Il più grande segno della povertà. C'è una provocazione che Gesù lancia, questo è l'inizio del primo suo discorso nel Vangelo di Matteo, no? Sono tutte beatitudini nel Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Luca sono 4 beatitudini e 4 guai, è un discorso di giudizio lì. Qui invece no, è un discorso proprio di sapienza divina, perché sono 9 più una beatitudine. Le beatitudini sostituiscono la legge il decalogo, sostituiscono, pensate un po', sono a posto del decalogo. Le beatitudini sono il linguaggio della fede cristiana. La fede cristiana non è fatta di un linguaggio di dovere, non dice devi, non devi, no. La fede cristiana dice se vuoi essere felice e indica una felicità veramente stranissima da comprendere, ma certamente i poveri la comprenderanno, gli afflitti la comprenderanno. I miti, quelli che non sono violenti, che vengono, Abele è il primo mite della storia biblica, che vengono scacciati dalla terra, essi erediteranno la terra. Il sogno del mondo, che veramente gli oppressi possano essere riscattati, è il sogno di Dio. La felicità veramente è la grande decisione che io definisco umana, per dire però, no? Nell'umanità si realizza il sogno di Dio. Questa felicità io auguro veramente, non solo per questo anno, ma per tutti gli anni a venire, a tutti voi, e vi ringrazio per questo ascolto. Come prassi degli ultimi anni, i partecipanti al convegno diocesano hanno osservato un momento di riflessione sulle parole che avete ascoltato della biblista Rosanna Virgili, che proviamo anche noi a sintetizzare. 5 parole: roccia, sale, prossimo, cura e felicità. La prima, la Virgili ha invitato insomma a non osservare l'esteriorità della fede, ma a basarsi su 3 parole importanti, che sono giustizia, misericordia e fedeltà. E poi essere sale della terra, cioè perdere del tempo per leggere la parola, per meditarla, questa per poterla testimoniare, perché il cristianesimo, ha detto, oggi non può più vivere di rendita. Farsi prossimo, quindi amare il proprio nemico, ha detto la Virgilio, è qualcosa di così impossibile, quasi contro natura, eppure è la vocazione della Chiesa.
avere cura dell'altro con un riferimento alla genitorialità, quindi avere cura dei propri figli, il padre deve essere presente, ecco, nella famiglia. E poi la felicità, la fede, ha detto la Virgili, sì, oggi ci dice puoi essere felice. Su queste parole le persone hanno riflettuto, ora andiamo ad ascoltare alcuni interventi che appunto seguono a questo momento di dialogo e di riflessione. C'è da sottolineare che al Convegno Diocesano quest'anno, lo ha ricordato il Vescovo in apertura, era presente anche la Chiesa russa ortodossa. Questo anche così per sottolineare il momento di comunità, di ecumenismo all'interno della nostra Chiesa chiavarese. La domanda è questa. Vai. Noi adesso usciamo di qui. Probabilmente ci prendiamo l'impegno di essere più prossimi alla parola, di meditarla. Ma c'è la convinzione che la parola è una parola ispirata? Cioè che quella parola, se, come lei ha accennato, pregando, meditandola, ruminandola, di fatto produce qualcosa. Ecco, forse questa, consapevolezza, questa esperienza è tutta direi ancora da fare. Le nostre comunità probabilmente hanno paura a camminare sulle acque della parola. Grazie. Buonasera. Non rischiamo di pensare a volte che la parola sia un pacchetto ormai già tutto confezionato ed è roccia proprio perché è questo bagaglio così consolidato dalla storia, per cui siamo un po' pronti a sempre applicarlo ad ogni situazione e magari rischiando appunto di accusare quelli che non lo capiscono, quelli che non lo seguono, quelli che non lo vivono come cattivi e di pensare appunto perciò di ritirarci un po' sopra nelle nostre sicurezze, mentre io credo che il Vangelo non è semplicemente la verità, ma è la strada per cercare la verità e pertanto oggi il Vangelo ci dice mettiti sulla strada per cercare oggi la verità. Cioè, se oggi Gesù fosse presente, non direbbe è stato detto agli antichi oggi io vi dico, e pensando che forse gli antichi sono il Vangelo come lo abbiamo capito fino a ieri e c'è bisogno oggi di dire oggi io vi dico il Vangelo, non come l'abbiamo detto ieri. Una mia curiosità, che non c'entra con il lavoro di gruppo, per quanto tempo riusciremo a dire che i Vangeli dell'infanzia sono un unico racconto? Che il Vangelo di Matteo e di Luca dell'infanzia sono semplicemente un unico, vanno composti insieme in un unico racconto, come ci suggerisce la liturgia. Ecco, qual è la domanda? Niente, se riusciremo a continuare a dire in questo modo, a raccontare in questo modo la nascita di Gesù, componendo insieme il Vangelo di Luca e il Vangelo di Matteo, senza dire che sono due racconti, due nascite diverse. Volevo chiedere due cose. Una è se oggi, quando si parla di roccia, si potrebbe intendere non tanto la certezza di una dottrina su alcuni campi, ma la bontà della creazione, per cui ci si mette in ricerca, ci si mette in ricerca con altri su alcuni campi che sono nuovi anche per noi. E legata a questo, già ieri parlavamo con alcuni della formazione dei laici, quando lei parlava del sale, quindi tanti campi su cui dovremmo essere chiamati a informarci, a confrontarci, eccetera. Però credo che qui entri in po' il gioco anche, mi chiedo, quale ruolo forse il laico nella Chiesa? Forse è un po' da rivedere anche questo, quale autorevolezza viene concessa a questo? Allora, io faccio una domanda a nome di alcuni giovani animatori che ci siamo qua questa sera. Scusate.
niente, ci chiedevamo, ci siamo posti un po' questo dubbio, no? Sul fatto che spesso i ragazzi vedono in noi animatori, dei punti di riferimento per la loro vita, perché spesso, appunto, come diceva lei, magari non hanno dei padri su cui un po' appoggiarsi. Però allo stesso tempo anche noi forse siamo un po' orfani, no? Non tutti, ma anche noi di alcuni padri. E quindi ci chiedevamo, volevamo chiederle quali possono essere dei punti di riferimento per noi animatori, per seguire il cammino dei ragazzi. Grazie. Noi siamo partiti dall'esperienza personale dei nostri figli e ci siamo chieste appunto il fatto che non c'è un'etica religiosa in loro e mi sono chiesta se dipende anche da me, dipende anche da noi adulti, e mi sono accorta e ci siamo accorti parlando che, ora esprimo magari un pochino semplicemente male, però per dire che io stessa per prima alle volte mi vergogno a parlare di Dio in alcuni ambienti anche occasionali, per strada, con amici, così. Con amici no, ma in alcuni ambienti faccio fatica. E invece mi accorgo che mio figlio non frequenta la chiesa, però ha visto in me un esempio di vita cristiana, e quindi c'è ad esempio l'onestà, la generosità, il rispetto, tutti i valori che queste cose qui le trasmetti per esempio. Per cui mi sono accorta che un po' di sale anche questo può essere. Lei ha detto che la fede non va difesa, ma va annunciata e va testimoniata. E in un momento dove spesso siamo bombardati dal dire dobbiamo difendere le nostre radici perché ci invadono, eccetera, eccetera, è un'affermazione che ci ha colpito molto e quindi vorremmo approfondirlo. Grazie. Ma nel nostro gruppo sono emerse un po' due domande. La prima è come essere sale della terra che dà sapore, quindi che si scioglie e non si vede, nella nostra vita quotidiana di oggi, nelle attività che ognuno svolge, qualsiasi essa sia, anche da pensionato, e con le persone che si incontrano. La seconda è legata un po' alla Chiesa come ponte tra cristiani e diversi, dove i diversi non sono forse troppo lontani, ma sono anche a volte vicini, no? Si faceva riferimento ai figli. E come trovare la chiave giusta per iniziare un dialogo, una relazione con i figli e con i giovani del nostro tempo e delle nostre parrocchie. Bene, sicuramente ci sarebbero altri, però il tempo è un po' stretto e anche gli spunti sono numerosi. Naturalmente non chiediamo una risposta perché qui ci sarebbero moltissimi aspetti da affrontare, però sicuramente se riesce un attimo a darci una parola partendo da qualche piccola battuta. Io premetto sempre quello che è scritto nella Bibbia, in un testo sapienziale, che le risposte sono di Dio, quindi no, invece davvero la mia prima reazione, il mio pensiero è stata: le vostre parole sono macigni, perché sono molto forti. Ma la prima, il primo quesito è stato questo: noi ci affidiamo alla parola, ma la parola è ispirata, quindi sembra che addirittura, non so se ho capito bene, no? La prima persona che è intervenuta ha detto che c'è un po' di reticenza anche nei confronti della parola, dell'abbandonarsi ad essa, perché non siamo proprio sicuri che sia ispirata.
E dunque il tema dell'ispirazione appartiene alla tradizione della Chiesa. A un certo punto, in un periodo diciamo vicino alla fine della Costituzione, cioè alla fine della scrittura dei testi del Nuovo Testamento, i padri, siamo in un periodo già post-apostolico, e subito già dei padri della Chiesa hanno deciso che alcuni testi fossero ispirati. Cioè l'ispirazione è comunque una decisione che è passata attraverso i cristiani. Ci sono tanti Vangeli, esistono tantissimi Vangeli. Vangeli apocrifi ancora non sono stati studiati tutti, ce ne sono tanti ancora da studiare, per dire. E però i padri hanno scelto, no, quelli che hanno stilato il canone cosiddetto, hanno scelto i 4 Vangeli per un motivo insomma ben preciso. Alcuni Vangeli sono formati addirittura tra i Vangeli apocrifi dopo che il canone del Nuovo Testamento era stato chiuso, diciamo. E allora questo per dire che cosa? Che la parola non è caduta dal cielo e c'era scritto lo Spirito Santo l'ha mandata così. La parola è il segno della recezione di una ispirazione divina, sicuramente. Allora, il Concilio Vaticano II potrebbe fugare i vostri dubbi, sto parlando sempre per la prima persona che ha parlato, il primo gruppo. Il Concilio Vaticano II ha 4 costituzioni. Una Costituzione si chiama Dei Verbum, ed è la Costituzione per la parola, proprio sulla scrittura, sulla rivelazione cosiddetta. Allora, che cosa dice la Dei Verbum? La Dei Verbum stabilisce una volta per tutte che la parola di Dio, la scrittura, è parola di Dio in parole umane. Allora, quindi l'ispirazione va presa così. Noi siamo certi dell'ispirazione per fede, perché crediamo che la parola sia ispirata. Siamo certi dell'ispirazione perché ci sono i padri. La nostra fede, noi come cristiani ci fondiamo su 3 pilastri come cattolici. La Chiesa cattolica si fonda su 3 pilastri. 1, la scrittura. 2, la tradizione, cioè i padri, dai padri della Chiesa in poi, che hanno dato anche un'interpretazione a quella scrittura, hanno ritenuto ispirata quella scrittura, eccetera, eccetera, e la scrittura, la tradizione, il magistero dei papi, il magistero dei concili, eccetera. Quindi dobbiamo, come dire, la parola nostra non è una parola magica, è ispirata, quindi sarà vera. No, c'è tutta una vita della Chiesa dietro. C'è la vita di secoli della nostra Chiesa. Certo che è ispirata, ma che la parola sia ispirata non significa che quella parola sia conclusa, non significa che quella parola non debba essere interpretata, non significa che quella parola non debba essere in gran parte storicizzata. Lo dice il Concilio, non lo dico io, lo dice la Dei Verbum. La Dei Verbum a un certo punto dice bisogna applicare sto parlando della Chiesa cattolica, per loro ci sono cose molto diverse, per esempio gli ortodossi hanno un altro rapporto, ma nella nostra Chiesa cattolica i concili hanno detto questo. Allora, che cosa? Che il Concilio Vaticano II ha detto che per leggere la scrittura bisogna usare i metodi storico-critici. Se vi ricordate, la Dei Verbum dice questo. Bisogna far tesoro, poi ci sono stati altri documenti dopo, degli studi storici. All'inizio, fin dall'inizio lo dice. E capire che alcune cose vanno storicizzate. Allora, nella scrittura, il libro di Giosuè è un libro che non va letto ai bambini, secondo me. Perché la parola che compare di più statisticamente, basta prendere le concordanze, queste cose che si fanno velocemente, è Hamas. Hamas vi dice qualcosa nella lingua araba? Violenza, è piena di violenza. Quando si tratta di... c'è questo. Allora, c'è una legge, la legge del Cherem.
Cherem significa sterminio, bisogna sterminare tutti. Se noi, leggendo la parola, il Primo Testamento, non storicizziamo la legge del Cherem, che significa che tu devi sterminare tutti gli stranieri, i popoli indigeni della terra promessa. Adesso non vorrei che noi stessimo qui tutta la notte a parlare di questo, ma veniamo al Nuovo Testamento. Il tema vado anche al secondo in fondo, no? Al secondo persona che ha parlato, diciamo, al secondo quesito. Cioè, il Nuovo Testamento, allora, c'è stato bisogno di fare il diatessaron, Tazia, vi ricordate, no? Il diatessaron, cioè a un certo punto dice ma sono 4 i Vangeli canonici, sono 4, però chi ha ragione? Cioè fin dai primissimi secoli avevano questo problema. Allora Taziano dice facciamo un diatessaron, cioè mettiamo insieme le notizie dai 4 Vangeli per farne uno solo. Poi per fortuna la tradizione della Chiesa ci ha lasciato questi 4 Vangeli. I 4 Vangeli sono diversi tra loro. Un esempio, basta uno. Chi c'era sotto la croce? Tutti dicono Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni non c'è scritto che c'era Giovanni, ma c'era un discepolo amato. Chi è stato che ha detto che quel discepolo amato si chiamava Giovanni ed era il figlio di Zebedeo? Ireneo di Lione. Non è scritto nel Vangelo di Giovanni, però tutti avete detto Giovanni. Giovanni sta, nel Vangelo non è scritto questo perché il discepolo è anonimo, cioè il discepolo amato, vabbè. No, ma è per dire che noi, è normale, non sto dicendo che c'è anche di parte. Allora, solo nel Vangelo di Giovanni c'è il discepolo amato e c'è la madre. Negli altri 3 Vangeli chi c'è sotto la croce? Chi c'è sotto la croce? Ci sono gli apostoli sotto la croce? C'è qualcuno dei 12 sotto la croce? Non c'è nessuno sotto la croce di loro. Non c'è neanche la madre. Maria scompare. Non c'è la madre. No, chi c'è? C'è il centurione romano e sono diversissimi i 4 Vangeli. Allora, noi possiamo dire, uno è ispirato e gli altri no. Che facciamo? Se noi abbiamo un concetto di verità aut, che è il concetto di verità che viene comunque dalla tradizione greca e non dalla tradizione biblica. L'ebreo non ha il concetto di verità che abbiamo noi che veniamo dalla cultura greca. Noi diciamo, questo telefono è nero perché non è bianco. Se è nero, non è bianco. Sapete come dicono i fratelli ebrei? Questo telefono è nero, ma è anche bianco. I fratelli ebrei dicono et. I rabbini dicono et, non dicono aut. La verità che cos'è? La verità nella Bibbia è una definizione di verità che è stata data forse da un filosofo che conoscete, si chiama Roberto Mancini, è strettamente biblica ed ebraica. Lui dice, la verità è una ricerca dialogata. È vero, nella Bibbia la verità è una ricerca dialogata. I 4 Vangeli sono un dialogo. E al Signore che ha chiesto, dice, quando noi finalmente potremo dire che si tratta di un unico Vangelo? Lo possiamo dire anche subito. I Vangeli dell'infanzia sono molto diversi. Se noi non avessimo Luca, non avremmo i cantici, non potremmo pregare, non avremmo i 3 cantici su cui preghiamo, il Benedictus, il Magnificat e il Nunc Dimittis. Ce l'ha tutti Luca. Se non avessimo Matteo, non avremmo. Ma la strage degli innocenti c'è stata o non c'è stata? Chi l'ha registrata? 2 Vangeli portano i Vangeli dell'infanzia, solo Matteo e Luca. Marco dice inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Basta. Giovanni dice en arché en logos, in principio era il verbo. Tutt'altro interesse. Gli unici 2 Vangeli dell'infanzia dicono cose molto diverse. La strage degli innocenti non ce l'ha Luca. Luca è molto propenso, no? Verso Roma, verso tutto quello che sarà. Ecco, per dire, allora, o noi capiamo come si costruisce, come si rivela la verità biblica, che non è che un fatto, come dire, neghi l'altro, ma arricchisce l'altro, ma completa l'altro. Io sono d'accordo col Signore che ha detto, certo che un unico Vangelo, sì, un unico per dire che non sono diversi, ma mettono elementi essenziali. Ma vorrei ricordare però un'altra cosa, che
tutti i testi biblici, dal primo all'ultimo, quindi da Genesi all'Apocalisse, che ne so, dal libro dei Numeri alla lettera ai Romani o alla prima Corinti, testi tosti dal punto di vista dottrinale, eccetera, tutti sono scritti non storici, non sono stati scritti, cerco di farmi capire, non sono storiografi loro, ma sono catecheti, cioè vogliono annunciare che cosa? La loro fede. I 4 evangelisti sono dei credenti che vivono in differenti comunità e traducono alle loro comunità le cose che hanno ricevuto. Paolo dirà, Paolo è il primo autore del Nuovo Testamento. Non è il Vangelo di Matteo, il primo scritto del Nuovo Testamento. Molto più. Paolo è il primo. Tanto è vero che i Vangeli, studiandoli con attenzione, si vede che sono uno sviluppo anche del pensiero di Paolo. Paolo è fondamentale. La prima Tessalonicesi è il primo scritto, tutti gli autori sono d'accordo su questo. Quindi dobbiamo pensare, non che non sia vero, ci mancherebbe che non sia vero, quello che è scritto, e non che non venga da Dio, certo che viene da Dio, ma è un'esperienza di fede. Ma l'esperienza di fede è vera o non è vera? Allora noi abbiamo un concetto di verità legato al positivismo ottocentesco, al concetto di storia positivistico dell'Ottocento, che noi non abbiamo più oggi, neanche nel mondo laico. Oggi i ragazzi studiano la storia e hanno un librone, non la studiano la storia, la geografia non la studiano per niente, quindi ci mancherebbe. Questo è il motivo per cui poi ci ritroviamo come ci ritroviamo, per cui l'ignoranza è un valore oggi addirittura. E quindi, allora, non studiano storia, però hanno dei libroni incredibili, perché? A differenza dei manuali su cui ho studiato io al liceo, erano dei manuali molto brevi, perché c'era già la sintesi, era già scritta la storia. Oggi i nostri ragazzi, penso qualcuno insegnerà, hanno dei libroni dove c'è tantissima storiografia. Cioè la notizia, diciamo, di chi redige il manuale è molto scarna, poi mette tutta la letteratura, in modo che il ragazzo che fa, è lui che si fa un'idea. E questa è la Bibbia. La Bibbia è questo. Allora, voi dite, la parola, no? Che cos'è la parola? Allora, prima di tutto, la parola non è certo un pacchetto, voi l'avete detto, ma certo che non è un pacchetto. Allora, c'è un criterio ermeneutico fondamentale, che è quello di Gregorio Magno. Gregorio Magno è stato un papa importantissimo, è stato il papa che ha veramente, vabbè, è troppo lungo da dire, però è il patrono, cioè il patrono. Gregorio Magno ha scritto San Benedetto sostanzialmente, quindi dialoghi, eccetera. San Benedetto è il patrono dell'Europa, ma è stato Gregorio Magno quello che è veramente il grande padre dell'Europa, perché, sapete come ha fatto? Ha fatto il contrario di quello che facciamo oggi noi, o qualcuno fa oggi in Italia. A un certo punto i barbari, che prima si chiamavano nemici, Gregorio Magno ha detto no, da oggi in poi cade l'impero romano d'Occidente, c'è l'invasione dei barbari che proprio avrebbe distrutto tutto, tutta la romanità, tutta la grecità, tutto il mondo classico avrebbero distrutto, diciamo. Lui che ha fatto? È stato Gregorio Magno, è stato un papa, è stato il cristianesimo che ha fatto questo, ha detto no, ha fatto una rivoluzione con una parola, non sono più nemici, non affrontiamoli più buttandoli a mare, no? Tanto le migrazioni oggi vengono dal sud, ma ieri venivano dal nord, cioè, l'Europa è nata dall'immigrazione dal nord, quindi non è che le migrazioni sono cominciate ieri, molti, dall'inizio del mondo. Ebbene, lui ha detto no, chiamiamoli fratelli. Questa è la rivoluzione grandissima che ha fatto Gregorio Magno, è un personaggio importantissimo per noi oggi. Le rivoluzioni si fanno con le parole, prima di tutto, ecco, anche le controrivoluzioni purtroppo. Va bene. Allora, lui che ha fatto? Lui ha detto, scriptura, in latino diceva lui, scriptura crescit cum legente. Questo traduco. La scrittura, quella che noi chiamiamo parola di Dio, no? La Bibbia, diciamo, la scrittura, cresce con chi la legge. Questo penso che ci basti. La scrittura non è un pacchetto che fissa lì così, se no saremmo tutti fondamentalisti, se fosse un pacchetto. Sì, vabbè, è ispirata, ma noi siamo fondamentalisti. E come facciamo ad essere fondamentalisti? Dobbiamo scegliere un Vangelo, perché se no un Vangelo talvolta contraddice l'altro. I racconti di creazione, come è stato creato il mondo?
Da Adamo ed Eva. Sì, ma anche no, perché il primo racconto di creazione non c'è Adamo ed Eva. C'è maschio e femmina li creò. Dopo il secondo racconto di creazione, alla fine c'è Adam e c'è Hawa, che significa la madre. Adam significa uomo in ebraico, Adam. Humus, uomo, terra, uomo, per noi dal latino, nella lingua italiana, e loro Adam, Adamà, terra significa, e uomo, per dire un nome, per dire, ecco. Ma allora, oppure, il diluvio è un altro racconto di creazione del mondo, cosmogenesi. Ma allora, la Bibbia che dice? Come è stato creato il mondo? Noi siamo diventati fondamentalisti nel passato scegliendo un testo. Abbiamo scelto un testo. La donna è stata creata dalla costola dell'uomo, è una scelta che è stata fatta. Perché nel primo racconto di creazione la donna non è stata creata così. Tra l'altro la donna non è mai stata creata, perché la donna è stata fabbricata testualmente, è un verbo diverso. L'uomo Yatzar è stato formato, no? Dalla creta, la donna, il verbo è banà, cioè è stata costruita. Perché tanto è vero, la parola figlio significa il costruito. Perché la donna prende un seme, una goccia di rugiada dal maschile, e lo trasforma nel suo grembo in 213 membri del corpo. Ecco perché la donna è l'impresa edile, diciamo, dell'umanità. Per dire, no, è questo il linguaggio biblico. Allora noi non possiamo usare la Bibbia come un pacchetto, né applicare l'ispirazione a quel pacchetto. Certo che sono ispirati, ma allora che cos'è la Bibbia? È l'esperienza che l'uomo fa della trascendenza, del rapporto con Dio, dello sviluppo, del progresso. Dio cambia nome nella Bibbia. Nel Primo Testamento Dio quasi mai ha chiamato padre. Abramo ha chiamato padre. Chi chiama Dio padre? Se Dio cambia nome vuol dire che anche Dio è un processo nella Bibbia. Allora la gente si spaventa, i cattolici si spaventano, no? Perché dice, ma allora Dio non è fisso, non è sempre così. Dio non è fisso, ci mancherebbe altro. Se Dio fosse fisso noi lo possederemmo. No, possiamo possederlo. È Gesù che rivela Dio come padre e Giuseppe aiuta anche a rivelare Dio come padre. Dio si mostra padre con Gesù, il Vangelo di Giovanni è fondamentale per questo, per dire che è padre di tutta l'umanità e che la paternità elettiva di Abramo nel Dio padre perde l'esclusiva degli ebrei. Gli ebrei non sono solo loro, essendo figli di Abramo, il popolo eletto, ma tutta l'umanità può essere figlia di Dio e quindi Dio si deve chiamare padre, perché Adonai era il nome proprio del Dio degli ebrei. Allora, adesso io mi fermo e vi chiedo scusa, però spero che si sia compreso questo, no? Io posso dire altre due cose? No? È ora di andare via. Ancora 3 minuti. 3 minuti. No, non soltanto al ragazzo, no? Perché mi ha molto colpito. Solo la domanda dei giovani. Sì, orfani di padre, no? È vero, veramente, ecco, non ho una risposta per questo, nel senso che mi veniva in mente questo, no? Oggi davvero questi figli con questa paternità latitante un po', no? Soffrono perché non hanno bisogno, no? Il ragazzo giustamente lo diceva, noi abbiamo bisogno, no? Di padri e anche la comunità di Gesù in fondo è una comunità di fratelli, no? Cercateli padri, senza dire questo è, no? Cioè, talvolta può essere un uomo, talvolta un altro, talvolta anche un amico può essere padre. Non rinunciate perché c'è bisogno di un padre, bisogna cercarlo. Del resto i padri anche imparano a diventare padri dietro proprio, i figli li costringono, diciamo, a diventare padri. Vedrete che ci saranno padri sicuramente per tutti voi, diciamo, per gli animatori, e voi lo sarete quindi poi ancora più pienamente per i vostri bambini, per i ragazzi. Grazie. Grazie ancora. Gli altri spunti sicuramente potranno ritornare nel cammino della nostra diocesi, anche in tutte le comunità.
lascio la parola al Vescovo per la conclusione. Soltanto per ringraziare a nome di tutti Rosanna Virgili per quello che ci ha dato stasera e per quello che potrà darci ancora. Come diceva Don Alberto, ricordiamo che anche quest'anno proponiamo che la lettura del Vangelo di Matteo non si riduca soltanto all'ascolto liturgico della domenica, ma che sia oggetto di ascolto, di riflessione, di conoscenza maggiore nelle nostre comunità, con quelle iniziative, con quelle modalità che ogni parrocchia, ogni realtà fa sua. C'è stato nell'anno scorso chi ha dedicato un periodo dell'anno alla Lectio Divina su Luca, ci sono stati altri che hanno fatto una lettura continuata. Insomma, con i vostri parroci, con i loro consigli pastorali, faranno la loro scelta. Quello che raccomando è che ci sia questa conoscenza del Vangelo di Matteo per leggere la nostra vita oggi nella luce della parola di Dio. Con questo vi dico buonanotte. Bene, siamo giunti al termine, ci sarà modo durante l'anno per tornare su questo percorso di riflessione proposto dalla biblista Virgili, ci saranno anche dei momenti organizzati proprio dai singoli uffici per tornare appunto su queste 5 parole. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Telepace, a presto.